Il pronti scatta è valido. Ha sbagliato Ralph Lauren. Roberta Zac avanti a Red River CR. Ha sbagliato Ralph Lauren, che viene squalificato. Così in seconda posizione c'è Redford TRGF avanti a Red River CR. Roberta Zac allunga avanti a Redford TRGF, in terza posizione Red River CR, in quarta Ravel e K, poi Rena Zac su Radis del Prix e Ringo Starr. 36,9 i 460 metri, con Rena Zac che prova a far selezione, ma resta sulle sue tracce Redford TRGF che si trascina sempre Red River CR, poi gli altri capeggiati da Ravel K. Roberta Zac all'avanguardia, dopo i 400 completati in 31,7, dopo i primi 60, sempre Roberta Zac a guidare su Redford TRGF, in terza posizione Red River CR, 32,2 il secondo parziale, quindi avversari che si ricompattano, e dal gruppo ora prova a migliorare Ringo Starr, che raggiunge Ravel K, lo scavalca, potrebbe trovare l'anticipo di Red River CR. Intanto Roberta Zac continua avanti a Redford TRGF, in terza posizione Red River CR, poi Ringo Starr avanti a Ravel K, Rena Zac e Radis del Prix. Frazione completata in 31,6. Ora dovrebbe scoprirsi Ravel K, che prova all'esterno, ma per ora col solo risultato di farsi infilare da Rena Zac all'interno. Mancano 600 metri al traguardo, Roberta Zac continua su Redford TRGF, sposta Marco Guzzinetti Red River CR, migliora anche Ravel K. Così sulla piegata, con Roberta Zac che ora è raggiunta da Red River CR, che ha in scia Ravel K, 33 per la frazione, vediamo quanto ne ha la leader. Completamento della curva, ingresso in dirittura, con Roberta Zac avanti a Red River CR che sta attaccando, non trova spazio per linea interna Redford TRGF, ora si apre un buco, anzi quasi un'autostrada, ma Roberta Zac prova ancora a sfuggire, e allora Roberta Zac su Redford TRGF e Red River CR, mentre ha sbagliato nel finale Ravel e K. 29,2 il quarto conclusivo, 2,41,2 il tempo totale, media al chilometro 1,18,3, 2 Roberta Zac, 4 Redford TRGF, 5 Red River CR, poi il 6 di Rena Zac